Buongiorno, ben ritrovati con un nuovo appuntamento informativo di Telefriuli. Apriamo immediatamente con la cronaca parlando di un infortunio sul lavoro che è venuto questa mattina a Udine, dove un lattoniere è caduto da un'altezza di 6 metri, una dinamica che ancora al vaglio degli inquirenti, in particolare della Polizia di Stato, che è intervenuta sul posto con i vigili del fuoco e personale tecnico dell'azienda sanitaria. Fatto sta che nell'impatto e cadendo l'uomo ha riportato una grave lesione all'addome. Il servizio. È caduto da un'altezza di 6 metri nell'impatto al suolo e finito contro un oggetto metallico che gli ha causato una grave lesione all'addome. Versa in condizioni serie un lattoniere sessantenne che questa mattina è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro avvenuto alle 10:30 in via Umberto Selan a Udine. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, era impegnato in alcuni lavori di ristrutturazione di un complesso condominiale quando improvvisamente è precipitato. Si sarebbe sporto troppo dall'impalcatura, rovinando il suolo. A dare l'allarme, chiamando il numero unico di emergenza 912, è stato un collega che era con lui in quel momento. Gli infermieri della centrale Sores hanno inviato immediatamente sul posto ambulanza e automedica arrivati in 3 minuti. L'uomo, che è sempre rimasto cosciente, è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Sul posto, oltre a personale dell'azienda sanitaria del Friuli Centrale, i vigili del fuoco del comando di Udine e gli agenti della Polizia di Stato. Irregolarità, violazioni in materia di sicurezza e lavoratori in nero, queste le inadempienze emerse dagli ultimi controlli effettuati dal Nucleo Ispettorato Carabinieri del Lavoro di Udine e di Trieste in Regione. Le verifiche dei militari hanno portato a sanzionare 3 imprese friulane per un totale di 70.000 euro, 2 delle quali sospese per lavoro in nero. Nello specifico, sanzioni per 28.100 euro sono state comminate ad un'azienda agricola di Chiopris Viscone, nella quale è stato trovato un lavoratore in nero impegnato nella raccolta delle mele. La stessa ditta della Bassa Friulana è stata inoltre sospesa e sanzionata anche per gravi violazioni in materia di sicurezza e sorveglianza sanitaria. Stessa sorte anche per un esercizio commerciale di Codroipo, multato per 17.400 euro. Sospensioni e sanzioni per un totale di 55.000 euro, infine anche per 4 attività di Trieste. All'interno di 3 bar e ristoranti sono stati infatti sorpresi 4 lavoratori in nero. L'economia del Friuli Venezia Giulia ha performato molto bene nel primo semestre del 2022, registrando un più 6% rispetto all'anno precedente. Il maggiore ritmo di crescita si registra per i servizi e le costruzioni, il quadro tracciato oggi dalla Banca d'Italia. Le imprese guardano positivamente alla chiusura dell'anno, fa sapere il direttore della sede di Trieste, Marco Martella, mentre le prospettive per il futuro sono incerte. Dalle analisi che abbiamo svolto presso la sede di Trieste della Banca d'Italia, l'economia nel primo semestre ha performato molto bene, nel senso che è cresciuta a un livello pari al 6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Dobbiamo dire che all'interno di questo andamento generale alcuni settori hanno performato meglio, quale quello dei servizi e le costruzioni, mentre l'industria ha performato sempre in modo positivo, ma con un ritmo di crescita inferiore. Come vedono il futuro le aziende del Friuli Venezia Giulia? Essendo questa una regione con una forte attività manifatturiera e anche di esportazione e i problemi relativi all'approvvigionamento dei beni, dei fattori produttivi è molto rilevante, anche il consumo di energia. E di conseguenza questi sono 2 fattori che pesano moltissimo sulle imprese. Se guardiamo anche al quadro generale c'è un rallentamento della crescita del commercio internazionale e di conseguenza ci potrebbe essere un rallentamento anche della domanda internazionale. Le prospettive per quanto riguarda il futuro sono veramente incerte e di conseguenza anche le loro valutazioni non sono ottimistiche come sono stati appunto i risultati finora conseguiti. Siglato questa mattina nella sede della Prefettura di Pordenone un protocollo nell'ambito del progetto Scuole Sicure che prevede finanziamenti statali per 100.000 euro a favore di 7 comuni del Friuli Occidentale per potenziare i controlli all'esterno dei plessi scolastici. Acquisto di droni e telecamere per la videosorveglianza, ma anche possibilità di arruolare unità cinofile e pagare gli straordinari alla polizia locale. Sono queste alcune misure presentate da 7 comuni del Friuli Occidentale nell'ambito di Scuole Sicure, progetti coordinati dalla Prefettura e che riguardano i comuni di Sacile, Azzano X, Cordenons, San Vito al Tagliamento, Spilimbergo, Porcia e Fontana Fredda, che otterranno finanziamenti statali per circa 100.000 euro. Oggi la firma dei protocolli alla presenza dei rappresentanti delle forze dell'ordine. Diciamo che il coordinamento della Prefettura
misura sta nel cercare di individuare una pianificazione omogenea dell'attività di prevenzione. Per quanto riguarda la ripartizione dei fondi è già avvenuta da parte del nostro Ministero, che è molto sensibile al tema della sicurezza partecipata, della sicurezza integrata tra comunità locali e organi dello Stato. E il fine di questa attività è quella di migliorare le spese di investimento con installazione di telecamere, la spesa corrente con controlli coordinati fra forze di polizia dello Stato e forze di polizia locali e con spese di formazione per migliorare sempre la cultura della sicurezza dei nostri ragazzi. Confronto tra i sindaci di Ovaro, Prato Carnico, Rigolato, Fornia Voltri e Sappada e il presidente della comunità di montagna della Carnia sul proseguio dei lavori di realizzazione del percorso di 13 km che collegherà la Val Pesarina a Sappada, includendo anche l'asse viario di Tuglia. Chiampi Zulon, un progetto sul quale CAI e Legambiente hanno manifestato estrema contrarietà. Il presidente Hermes De Crignis ha detto di condividere con i sindaci la necessità di portare a compimento questa importante opera. Preso atto delle istanze pervenute da diversi soggetti, si legge nella nota, lungo il tratto che collega i due rifugi alpini sarà ridotta drasticamente l'ampiezza delle piazzole di scambio e verrà riservata particolare cura agli attraversamenti sui canaloni attivi, garantendo periodica manutenzione. Inoltre verrà istituito un percorso della lunghezza massima di 3,5 metri con pendenze inferiori al 10% per rendere l'intero percorso accessibile ad un pubblico più ampio possibile, costituendo tanto allo sviluppo turistico della Val Degano e la Val Pesarina, quanto alla competitività del settore dell'attività silvopastorale, agricolo e malghivo, con ricadute positive sulla gestione e la tutela attiva del territorio. L'attrice Aurora Ruffino è stata ospite di Leggermente al Cinema Splendor di San Daniele del Friuli. Vediamo il servizio. Aurora Ruffino, attrice torinese, nota al grande pubblico per il ruolo di Benedetta Ferraris Costa nella miniserie Rai Questo nostro amore, è stata ospite all'Auditorium alla Fratta di San Daniele di Leggermente, 19ª rassegna di appuntamenti mensili con il libro curata dall'omonima associazione con la direzione artistica di Paolo Patui, docente, autore e critico letterario e sostegno di Regione, Comune di San Daniele, Civica Biblioteca Guarneriana e Fondazione Friuli. Dopo l'esordio come attrice nel 2010 con il film La solitudine dei numeri primi, Aurora Ruffino si è trasferita a Roma, dove nel 2013 ha conseguito il diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia. Al citato ruolo di Benedetta Ferraris Costa, nella miniserie del 2012 sono seguite le partecipazioni al video musicale ufficiale dei Modà della canzone Se potessi non morire, arrivata terza al Festival di Sanremo 2013, la colonna sonora del film Bianca come il latte, rossa come il sangue, dove recita nel ruolo di Silvia, ed il cortometraggio a tematica LGBT Ad occhi chiusi. Nel 2014 è fra i protagonisti della serie televisiva Braccialetti Rossi, dove interpreta Chris, una ragazza che soffre di anoressia e di una Ferrari per due, film TV del ciclo Purché finisca bene. Nell'ottobre dello stesso anno torna a lavorare in Braccialetti Rossi e in Questo nostro amore, e nel 2018 partecipa anche alle seconde stagioni di Non dirlo al mio capo, dove interpreta la giovane avvocata Cassandra Reggiani, ed è I Medici, del quale interpreta il ruolo di Bianca De Medici, mentre nell'anno in corso è fra i protagonisti della serie televisiva corale Noi. Grande partecipazione alla Variano, la festa dell'Oca e del Vin Novello, che quest'anno ha raggiunto la sua 25esima edizione. Dopo 2 anni di sosta ai box per colpa della pandemia, la festa dell'Oca e del Vin Novello ha riempito di nuovo il centro di Lavariano, complice anche il sole più primaverile che novembrino. Quella andata in scena nel fine settimana è stata un'edizione speciale, quella del 25ennale, motivo per il quale il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, ha voluto consegnare agli organizzatori il sigillo del Longobardo. Una festa questa che affonda le proprie radici nelle tradizioni agricole del Friuli, alle quali si legano prodotti di eccellenza. Feste di questo genere devono fare aumentare in noi la percezione e la consapevolezza del valore di questi prodotti, che sono storia, identità, ma sono anche proiezione commerciale e turistica verso il futuro. E allora, se questi sono dei veicoli per promuovere la nostra terra, bisogna che gli abitanti della nostra terra, i friulani, i nostri corregionali li difendano, perché difendendo questi prodotti difendano in profondità quello che loro realmente sono. Dopo 25 anni ripercorrere, rifare questa festa
in questo modo io credo sia una vittoria del paese, della comunità, credo sia veramente un momento importante. Che la gente partecipa con piacere perché è una festa di paese, una festa di popolo. Volontari siamo un centinaio, ma proprio volontari con la passione e la voglia di portare avanti queste tradizioni importanti per noi, ecco, del nostro territorio. Inaugurato a Manzano il percorso letterario turistico dedicato a Caterina Percotto. Si snoda per 6 km e si può percorrere a piedi o su 2 ruote, una vera e propria passeggiata culturale nel segno del turismo sostenibile. Una passeggiata culturale sotto il segno di Caterina Percotto. Sabato è stato inaugurato a Manzano il percorso letterario turistico dedicato alla grande scrittrice friulana, realizzato dal Comune in sinergia con la Regione Friuli Venezia Giulia e con l'Arlef. Il percorso si snoda per 6 km ed è percorribile a piedi o su 2 ruote, dalla casa natale di Caterina Percotto alla chiesa di San Lorenzo, quindi verso la quercia di Caterina Percotto e ancora in direzione di Villa Piccoli di Brazzà Martinengo. Si prosegue verso i prati di Soleschiano e il mulino di Caterina Percotto, destinazione finale Villa Morelli de Rossi a Manzinello. Il percorso turistico letterario, ha spiegato l'assessore alla cultura del comune di Manzano, Silvia Parmiani, segue i luoghi legati alle opere della scrittrice attraverso un percorso di costante dialogo con il patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico del territorio. Per venerdì 25 novembre sono previste le premiazioni della 9ª edizione del premio Percotto. Tappa Spital per la fiamma di EIOF 2023. La città del distretto carinziano ospiterà dal 21 al 28 gennaio le qualificazioni del torneo di hockey femminile del Festival Olimpico della Gioventù Europea. Dopo San Marino, la fiamma simbolo di pace, amicizia e speranza è arrivata ieri in Austria, a Spital an der Drau. La città del distretto carinziano ospiterà dal 21 al 28 gennaio le qualificazioni del torneo di hockey femminile di EIOF 2023. 160 atleti in rappresentanza di 8 nazioni, Austria, Italia, Svizzera, Germania, Svezia, Slovacchia, Finlandia e Repubblica Ceca, si sfideranno all'Ice Sport Arena. Alla presenza del sindaco Köfer, del vicepresidente del Consiglio regionale Mazzolini, dei massimi rappresentanti del comitato organizzatore EIOF 2023 FVG è stata accesa la torcia. Sul camion Io sono Friuli Venezia Giulia, il sindaco Köfer ha acceso il braciere in compagnia della mascotte ufficiale, la marmotta Cughi. La tappa si è conclusa con una ricca degustazione di prodotti della nostra regione. Il sindaco Köfer ha sottolineato il fatto che il Festival Olimpico Invernale della Gioventù Europea sarà una grande festa dello sport. All'Ice Sport Arena ci sarà l'occasione di vedere ottime squadre internazionali. Christoph Sieber del Comitato Olimpico Nazionale Austriaco si è detto sicuro che questi giochi giovanili invernali saranno un successo e dimostreranno ancora una volta i forti legami fra i popoli delle 3 nazioni coinvolte, Italia, Austria e Slovenia. Era questa la nostra ultima notizia, grazie per l'attenzione, rimanete con noi perché torniamo tra qualche istante. Con a voi la linea.